Siccità sanitaria, SOS, medici di famiglia. Per troppo tempo i corsi di formazione specifica in Veneto ne hanno prodotti pochi, con il risultato che oggi, solo nell'area dell'Ulsottoberica, mancano 108 dottori di famiglia con migliaia di pazienti rimasti scoperti. Come affrontare l'emergenza? Per rispondere a questo problema oggi si è riunita la Commissione regionale sulla sanità. C'è stata una consultazione con le associazioni professionali e con i sindacati dei medici. Una cosa è certa, servono regole nuove. Su 100.000 abitanti il sistema veneto produce 345 medici, quando la media italiana è più alta, 395. Quest'anno il corso di formazione specifica è stato aperto a 700 specializzandi e il 60% sono donne. Il diploma però è triennale, bisogna aspettare il 2024 per immetterli nel sistema sanitario, ma l'emergenza è oggi, non domani. È necessario allargare immediatamente il numero degli assistiti che questi medici in formazione possono avere in cura. In commissione si è discusso di consentire agli specializzandi del primo anno di seguire non più 650 pazienti, ma 1000 e poi 1200 il secondo e il terzo anno. Stiamo parlando di più di 700 medici che si sono laureati, che adesso cominceranno a seguire dei corsi e che se prendono in mano anche soltanto 500 pazienti, stiamo parlando di 350.000 nuove persone seguite. Le categorie hanno detto molto chiaramente che serve un percorso di formazione, un tutor, un affiancamento per questi medici in via di tirocinio, perché solo così si completa la formazione, solo così si può davvero dare un servizio importante ai cittadini. E noi di Rete Veneta lanciamo una proposta. I medici più anziani, invece di andare in pensione facoltativamente, potrebbero restare diventando tutor per seguire alcuni giorni a settimana gli specializzandi nella loro formazione e nel loro lavoro in prima linea. Bisogna capire se questa sia una strada percorribile, fattibile, ma oggi è il tempo delle risposte.